Dopo i dimoriani, anche gli ex alfaniani si tirano fuori dalla coalizione che sostiene il sindaco di Agrigento, alle prese ora con un quadro politico in aula che si ribalta rispetto ai nastri di partenza, quando la maggioranza poteva contare su numeri quasi bulgari. Alfonso Mirotta, Alessandro Sollano e Teresa Nobile hanno annunciato di abbandonare lo schieramento di origine e accusano in modo deciso l'amministrazione. Agrigento nel 2015, scrivono, ha dato inizio all'attuale governo della città sotto gli slogan Agrigento rinasce e Agrigento cambia, avendo generato una grande prospettiva, ma oggi regna uno stato di degrado che versa ai massimi storici. La scelta di non appoggiare più Firetto, aggiungono i 3 consiglieri di Alternativa Popolare, è stata ufficializzata dopo l'incontro e la condivisione con il senatore Giuseppe Marinello. Riteniamo, aggiungono, che chi governa una città piena di storia, tradizione e cultura deve confrontarsi costantemente con i cittadini, sentirne le loro esigenze e creare azioni di sostegno attraverso politiche di rilancio che ad oggi risultano essere assenti. Pertanto auspichiamo che la nostra azione possa essere un invito al sindaco a fare meglio, ad essere più cinico e pragmatico, invitandolo, osservano ancora Mirotta, Sollano e Nobile, a dare spazio più alle azioni concrete come il sostegno reale alle famiglie e non a programmazione di eventi e comunicati stampa di personaggi del mondo dello spettacolo che, seppur importanti, non assumono posizioni apicali nella scala delle priorità. Del gruppo di partenza restano ai loro posti Daniela Catalano, che guida Aula Sollano, e Gianluca Urso, vice di Catalano, ma che, secondo fonti bene informate, sarebbe in procinto di approdare nel gruppo di Moriano. Conti alla mano, il sindaco non ha più la maggioranza in Consiglio Comunale. Per i forzisti, Pasquale Spatara e William Giacalone è la naturale conseguenza di un modo di amministrare non in linea con le esigenze del territorio e non in sintonia con le forze politiche presenti in aula. Che si apra adesso, dicono, un serio momento di confronto e di riflessione per il bene della città. E lo sconvolgimento politico all'interno di Aula Sollano, che mette anche in discussione la composizione dell'ufficio di presidenza, potrebbe avere già i primi segnali nella seduta di mercoledì, quando all'ordine del giorno c'è la questione relativa alla tassa sui rifiuti.